Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Oggi qua con me c'è Jessica Vitali del negozio Jackie Ski di Taio di Po, insomma è in rappresentanza delle attività produttive che sabato mattina faranno un'iniziativa qua davanti al municipio per rendere presenti le difficoltà che stanno vivendo in questo momento a causa delle chiusure dovute all'emergenza coronavirus e anche le difficoltà che si ripresenteranno con la riapertura, che speriamo a breve, perché tutti quanti sappiamo insomma che la ripartenza ci sarà, però purtroppo non sarà così veloce come tutti quanti ci auspichiamo probabilmente, e quindi insomma vogliono far presenti anche loro le loro iniziative, quello che vogliono che sia attuato per riuscire a fare anche queste ripartenze da un punto fondamentale della nostra economia, che sono appunto le attività che generano non solo indotto dal punto di vista economico, però anche indotto dal punto di vista sociale, con risvolti occupazionali non di poco conto. Sempre per restare in tema delle attività commerciali, domani ci sarà il mercato settimanale che si terrà in una formula diversa. Diciamo che il mercato settimanale a Taio di Po non si è mai interrotto. Domani, siccome c'è stata la nuova ordinanza di Zaia che ha autorizzato non solo la vendita dei generi alimentari ma anche vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria, piante e fiori, e allora organizzeremo diversamente il mercato, visto che ci sarà una presenza di più bancherelle. Sarà allestito in piazza 4 novembre con le misture e le distanze previste, ci sarà un'entrata, un'uscita e un percorso obbligato, in modo che le persone potranno entrare, fare i propri acquisti e poi uscire. Ci sarà ovviamente la polizia locale e la protezione civile che presidieranno l'ingresso in modo da contingentare appunto le entrate, e sarà aperto, quindi sarà possibile fare acquisti dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Questi sono un po', domani vediamo come funzionerà. Cercate ovviamente di essere tutti quanti muniti di mascherina e guanti, e anche gli esercenti saranno obbligatoriamente dovranno indossare mascherine e guanti per poter vendere e i cittadini per poter accedere all'area. Per quanto riguarda invece adesso l'iniziativa di sabato, lascio la parola a Jessica Vitali che insomma ci spiega un attimo cosa succederà sabato. Prego. Sì, grazie. Come ha già anticipato il sindaco, leggo questo comunicato che abbiamo fatto insieme a tutte le attività produttive taiolesi. Sabato 9 maggio dalle 10 alle 12 le attività produttive tagliolesi daranno vita in piazza 4 novembre ad un'iniziativa il cui punto focale è una lettera aperta al signor prefetto della nostra provincia, che contiene alcune richieste per far fronte alle difficoltà a cui andremo incontro nel prossimo futuro. Le richieste sono: ripartire con le attività con le dovute precauzioni, abolizione della tassazione almeno per un anno, adozione di tariffe agevolate per le utenze, elargizione a fondo perduto, abbassamento del costo del lavoro e sanatoria per le pendenze fiscali e contributive. Quindi verrà situato davanti al comune un banchetto presenziato dal sindaco e da 2 rappresentanti delle attività produttive, dove sarà possibile firmare queste richieste e le richieste che verranno fatte al prefetto. E per firmare sarà necessario che tutte le attività produttive siano munite del timbro aziendale. Mi raccomando di non sostare più del dovuto per non creare assembramento, che è sanzionabile con multa. Inoltre teniamo presente le misure sanitarie, quindi distanziamento sociale e uso di guanti e mascherine. Ringraziamo Jessica. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Mi sembra di aver detto tutto. Ecco, come avete sentito, ovviamente le richieste sono più che legittime, quelle espresse dalle attività commerciali. Noi come amministrazione abbiamo già aperto un tavolo con le altre amministrazioni per capire, anche con la nostra società Ecoambiente, con il Consiglio di Bacino Rifiuti, con le autorità d'ambito, come è possibile intervenire per quanto riguarda la tassazione sui rifiuti, in modo da poter fare tutti quegli atti, quegli adempimenti che sono necessari per poter scontare almeno il periodo di chiusura, che sarebbe già perché effettivamente un'attività chiusa non ha prodotto nessun tipo di rifiuti.
Altri ragionamenti abbiamo già fatto anche sulla tassa di occupazione del suolo pubblico e sulla tassa per la pubblicità, però come tutti quanti anche noi ci rivolgiamo al governo e alla regione, lo faremo anche nei prossimi giorni, perché se non abbiamo un aiuto a livello centrale è difficile che il locale riesca a superare quelli che sono questi problemi. Quindi ci uniamo insomma, a questa forma, a questa iniziativa che vuole dire noi attività produttive esistiamo, diciamo anche noi come amministrazione, le amministrazioni esistiamo, quindi dateci una mano ad aiutare anche le nostre comunità a ripartire, perché effettivamente riuscire a gestire da soli tutta questa emergenza che abbiamo per le mani è impossibile, non riesce a farlo la singola attività, non riesce a fare il singolo comune, probabilmente neanche le singole regioni, però se ci uniamo tutti quanti e riusciamo tutti quanti ad andare avanti, forse veramente riusciamo a raggiungere quello che è l'obiettivo di ripartire in sicurezza e quindi ripartire anche già dalla prossima settimana e ripartire anche con una base economica che sia solida. Quindi ringrazio tutti voi per l'attenzione, ringrazio Jessica Vidali per essere qua con noi oggi e ringrazio anche tutti gli organizzatori dell'iniziativa di sabato e chiudo dicendo che anche quest'oggi fortunatamente non registriamo nuovi casi di contagio, insomma, quindi forse stiamo arrivando anche noi piano piano, aspettando le prossime guarigioni dei 3 casi che abbiamo, ai contagi zero per il nostro comune. Grazie a tutti e buona giornata. Ok, volete aggiungere?